Siamo a Villafranca Padovana, davanti al supermercato, dove sabato sera, verso l'ora di chiusura, verso le 19:30, due uomini col volto coperto sono entrati impugnando una pistola e urlando: "Questa è una rapina". Hanno strattonato il dipendente che era alla cassa in quel momento e si sono fatti dare l'incasso. Dopo volevano la cassaforte, dovevano sapere dove era la cassaforte, continuavano a dirlo. Io gli ho detto: guarda, non abbiamo le chiavi della cassaforte, non possiamo aprirle e tutto. Insistevano. A un certo punto io ho suonato il campanello perché loro continuavano a insistere, là hanno preso paura, hanno detto: ha chiamato la polizia e hanno preso la cassa, tutta la cassa, e sono scappati via. I due malviventi sono fuggiti poi su una BMW probabilmente rubata e hanno fatto perdere le loro tracce. Per identificarli, i carabinieri intervenuti sul posto stanno controllando i filmati delle telecamere della zona. Non ho fatto tempo a aver paura. Dopo, ricordando l'accaduto, ti viene un po' di paura, ma La rapina quasi all'ora di chiusura, ma i soldi erano già in cassaforte. avevamo appena fatto i prelievi, cioè, da procedure aziendali, quindi non c'era tantissimi soldi. Ricordiamo, questa è la terza rapina nel giro di poche settimane nel territorio del Padovano. Anche i clienti del supermercato che abbiamo ascoltato ci hanno trasmesso un senso di inquietudine. Non è che sia simpatico, assolutamente, anzi ci mette parecchio disagio anche tutti. Io sono un abitué dell'esercizio, non era mai successo niente di grave. Ho sentito, ma è stato un puro caso che non ci fossi sabato. Mi dispiace tanto per le ragazze perché da quello che ho sentito sono spaventate tantissimo. Perché sera non puoi più muoverti, non puoi andare più da nessuna parte, perché tanto anche se li prendono, metterlo dentro una notte e poi escono e ricominciano a fare quello che ho sempre fatto. Questa qui è una zona un po' anche Grisignano, Poiana stessa, Poiana di Granfione. È tranquilla, ma tra virgolette, diciamo. Ma ormai che c'è dappertutto è rapine, penso qua, no? Sono 3 nelle ultime 2 settimane. C'è da avere paura.